Buongiorno, buongiorno e ben ritrovati. Un augurio di un buon inizio 2026 a tutti voi telespettatori di Antenna 3 in questo 2 gennaio per raccontarvi come sempre tutte le notizie del nostro territorio. È un inizio 2026 che chiaramente vede in primo piano in tutti i media internazionali la cosiddetta strage dei ragazzi a Capodanno con i 47 morti, le 47 vittime, i 112 feriti, con 13 italiani tra questi feriti e ancora 6 italiani dispersi, ed è una tragedia assurda, una tragedia davvero di enormi proporzioni, per le quali anche il Veneto, e lo sentiremo fra poco, si sta attivando e che vede coinvolto il Veneto perché c'è anche una donna di origini bellunesi tra i feriti che si trovano ricoverati per questa terribile tragedia, Alessandra Galli Demin. E allora proprio a Belluno si trova la nostra Tiziana Bolognani che ci racconta anche le ultime novità sulle condizioni di Alessandra Galli Demin e ovviamente anche l'eco di questa tragedia che è arrivato proprio nel bellunese. Buongiorno Tiziana. L'hai detto bene, la tragedia di Crans-Montana è stata davvero terribile sin dai primi minuti in cui i media hanno iniziato a diffondere la notizia, ed è diventata drammatica e tragica con il passare delle ore, quando si è capito che in quell'incendio c'erano molti italiani coinvolti. Sono 13 i feriti, 6 ancora i dispersi. Per la stragrande maggioranza si parla di ragazzini minorenni fra i 16 e i 17-18 anni, qualcuno forse anche di 20. Tra i feriti Alessandra Galli Demin, che è nata a Verona ma che ha origini salde in terra bellunese. Il papà Arrigo Galli è stato sindaco di Longarone, persona molto conosciuta, professionista anche molto conosciuto, esattamente come lo è diventata una professionista Alessandra Galli Demin, che ha 54 anni, si è laureata in statistica economica a Padova e poi durante la sua carriera professionale ha ricoperto ruoli di prestigio all'interno di multinazionale nel settore dell'energetica, dell'energia e della meccanica. Alessandra Galli Demin si trovava all'interno del locale perché ospite di un'amica a Crans-Montana si era offerta di andare a recuperare un ragazzino amico o parente di questa donna che la stava ospitando per l'ultimo giorno dell'anno. In quel momento è scoppiato l'incendio e sappiamo perlomeno come si è verificato e come si è sviluppato, causato con estrema probabilità da una di quelle candele scintillanti che vengono poste sopra le bottiglie di champagne. Queste scintille si sono dirette verso il condotto di areazione, lì le fiamme si sono sviluppate immediatamente e poi c'è stato uno scoppio che ha coinvolto e interessato gli oltre 100, alcuni parlano di numeri un po' più grandi, di 200 persone che si trovavano all'interno del locale. Alessandra Galli Demin è riuscita a mettersi in salvo, ha riportato ustioni al volto e alle mani, secondo le ultimissime informazioni che tra poco sentirete direttamente
dal presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, Oscar De Bona. È stata operata questa mattina e viene anche trasferita in altro ospedale prima di tornare a Ginevra, dove vive da oramai una ventina d'anni con i suoi 3 figli e con il marito Andrea De Min, che è un imprenditore del settore turistico, che ieri, nell'ultima giornata dell'anno, era proprio era fuori dalla Svizzera, fuori Ginevra per ragioni di lavoro, ma che, appresa la notizia ieri dall'Egitto, è tornato immediatamente e in queste ore si trova proprio all'ospedale dove è ricoverata Alessandra Galli De Min. Vi dico appunto, come tu ricordavi, che questa notizia che ha raggiunto il Veneto nella tarda serata di ieri, quando mano a mano sono diventati certi anche i nominativi delle persone coinvolte. Questo ha portato subito a mobilitarsi anche il Veneto. Una dimensione di questa tragedia, dice il presidente Alberto Stefani, ci impegnano a offrire il nostro contributo. Per questo il Presidente ha confermato che il Veneto si è dichiarato pronto a fare la sua parte, a dare tutto il sostegno necessario alle autorità elvetiche e a quanti con professionalità si stanno occupando dei soccorsi e delle cure. Siamo in grande apprensione per il numero dei dispersi e dei feriti, dice Stefani, che rinnova la sua vicinanza ai familiari delle vittime e invia anche un pensiero a Alessandra Galli De Min, di origini bellunesi, che in queste ore è affidata alle cure dei sanitari svizzeri. E allora vi annunciavo l'intervista che abbiamo realizzato pochi minuti fa con Oscar De Bona, presidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, perché Alessandra Galli De Min è presidente della famiglia bellunese di Ginevra. A voi, e poi la linea può tornare allo studio. Che notizia ha della nostra concittadina Alessandra Galli De Min? Rassicuranti. Ho sentito la sorella e il marito. Stamattina veniva operata alle mani nell'ospedale di Arau, vicino a Basilea. Siamo riusciti a sapere anche con i diversi ospedali che sono stati coinvolti dove si trovi. Ha perso i capelli, però insomma ricresceranno. E il marito Alberto De Min sta cercando, dopo l'operazione, di portarla all'ospedale di Ginevra, anche perché loro abitano a Ginevra e quindi sono anche più comodi. È la presidente dell'Associazione dei Bellunesi, della famiglia bellunese di Ginevra. Sì, presidente da alcuni anni. Ha fatto diverse iniziative coinvolgendo anche il consolato che c'è a Ginevra. Ha completato negli ultimi mesi un progetto legato a San Martino, patrono di Belluno, e ha già presentato sempre alla provincia e alla BM anche delle proposte per valorizzare il 2026 attraverso la famiglia di Ginevra. Io conosco da tanto tempo, era la figlia dell'ex sindaco di Longarone Arrigo, ma soprattutto l'ho conosciuta il giorno in cui sono state assegnate le Olimpiadi Milano-Cortina, il 26 giugno del 2019. Con lei siamo stati insieme, soprattutto dopo l'assegnazione, a festeggiare questo straordinario risultato. Una ragazza solare che viveva la vita con grande intensità, e l'ultima volta l'ho incontrata nel concerto che è stato organizzato al Teatro Buzzati di Belluno per raccogliere i fondi per il Comitato Pollicino, proprio dalla sorella Elena, che è stata la prima ieri ad informarmi delle condizioni della sorella. Allora, il 2026 è iniziato con questa strage, questa notizia terribile, ancora in evoluzione peraltro, perché ci sono dei dispersi, c'è l'apprensione ovviamente, ma abbiamo sentito dalle parole di Oscar De Bona che ci sono delle buone notizie pur nel dramma per Alessandra Galli De Min. Così è iniziato il 2026, mentre in Veneto
il 2025 era terminato con un omicidio, con il giallo tuttora dell'omicidio del 25enne moldavo che è stato trovato in un campo nel pomeriggio di Capodanno in un'aperta campagna a Mira, e oggi è prevista l'autopsia mentre si cerca di ricostruire le ultime ore di questo 25enne che lavorava a Mestre. Proprio a Mestre si trova Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno anche a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, mi trovo proprio qui in uno dei locali, nella bar dove lavorava Sergiu Tarna, il 25enne che è stato trovato appunto riverso nelle campagne di Malcontenta nel comune di Mira, la vigilia di Capodanno, e era in prova in questo locale da alcuni giorni. Prima di parlare di quelle che sono state le ultime ore del ragazzo, ricordo appunto, come hai anticipato, che oggi è il giorno dell'autopsia. L'autopsia sarà fondamentale per cercare di capire meglio e di questo giallo che riguarda la morte di questo ragazzo Sergiu Tarna, perché rivelerà se effettivamente ci sia stato un solo colpo, ovvero quello alla tempia di cui siamo già a conoscenza, oppure se ne siano stati inferti altri. Tra l'altro ricordiamo che non si trova ancora l'arma del delitto, e questo appunto inizialmente aveva fatto propendere subito per la pista dell'omicidio, e in più anche per capire l'ora esatta e anche il giorno della morte, se effettivamente il 30 oppure magari anche qualche ora prima, soprattutto l'ora, perché comunque la sera del 30 lui si trovava ancora qui insieme ad un collega. Le piste che si stanno seguendo, di cui si sta occupando l'Arma dei Carabinieri, sono le più svariate, non è esclusa nessuna ipotesi. Tra le principali però c'è quella del regolamento di conti, forse anche per questioni che potrebbero essere legate al mondo della droga, oppure una discussione che possa essere finita male. Al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza non solo della zona qui, di questa zona di Mestre, ma anche appunto della zona di Malcontenta nel comune di Mira, in cui è stato trovato il corpo di Sergiu, tra l'altro trovato da un passante che si trovava lì per fare alcune fotografie del paesaggio. Parlavamo delle ultime ore e lui si trovava qui in questo bar in centro a Mestre. Alle 20 di martedì 30 dicembre aveva staccato, e poi insieme a un amico collega che lavora qui in questo bar, e che in questo momento so essere proprio insieme ai carabinieri per cercare di ricavare ulteriori dettagli su quelle che possano essere state le ultime ore di Sergiu e anche eventualmente le sue conoscenze. Insieme si erano recati in un ristorante sushi poco distante per fare un lavoro extra. Sergiu si sarebbe dovuto presentare il giorno dopo, dunque per la sera di Capodanno, appunto come lavoro extra, ma non si è mai presentato. Naturalmente, lo ripeto, si stanno seguendo varie piste, si sta indagando a 360 gradi. I colleghi all'interno di questo locale, dove tra l'altro Sergiu era in prova da alcuni giorni, sono sotto shock, come potete immaginare, e dunque non ci resta che attendere quale sarà l'esito dell'autopsia e anche l'ulteriore sviluppo delle indagini da parte dei carabinieri. Qui da Mestre è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e a Sandro Ponchio. C'è un altro giallo, o quantomeno sono ancora da chiarire le dinamiche e le cause della morte del 22enne di Villafranca Padovana, trovato senza vita la notte di Capodanno tra il 31 e ieri nel lago Margherita a Camisano Vicentino, dove era con gli amici per festeggiare il Capodanno. Sul posto per noi e per aggiornarci Daniele Garbini insieme al sindaco Renzo Marangon. Lago Margherita a Camisano Vicentino, è questo il luogo della tragedia successa la notte di San Silvestro, dove è morto Andrea D'Agostini, 22 anni, proprio su quell'isoletta là in fondo, e aveva essere accampato con gli amici durante la notte per un Capodanno particolare che era un'abitudine, e al momento è un giallo sulla morte, perché il ragazzo nel cuore della notte a un certo punto è uscito dalla tenda in cui stava con la fidanzata e probabilmente si è scivolato. È qui il punto dove è ancora da chiarire la dinamica.
è scivolato nel lago e ha perso la vita. È stata la fidanzata che è allarmata il fatto che non tornasse, ha poi allertato gli amici, hanno trovato la pila, insomma un evento che lascia ovviamente addolorati per una tragedia così, per un ragazzo giovane, e soprattutto le modalità, come il sindaco Renzo Maragon, ecco, questo che poi è un posto pericoloso, questo lago Margherita. Ma pericoloso assolutamente no, è un laghetto di pesca sportiva come ce ne sono tanti altri. È logico che la congiuntura in cui è successa questa disgrazia, questa tragedia è particolare, è l'ultimo dell'anno, però è frequentato tutto il tempo dell'anno con la stessa tipologia di quello che stava facendo qui il ragazzo, appassionato, ho sentito molto di pesca, per cui voleva vivere in mezzo alla natura, e è successo qui. Sì, ed è una consuetudine, insomma non c'è niente che sia una pratica quella che avviene, a parte il centro di insomma sono gli appassionati che vengono. L'ha lasciata lei quando ha saputo la notizia, cosa si è preoccupato? Ma mi sono preoccupato subito di sentire le dinamiche attraverso il comandante della stazione dei Carabinieri, che ringrazio come sempre per la sua disponibilità, per la sua attenzione. Era lì presente anche la famiglia in caserma, perché ho trasferito subito le condoglianze da parte di tutta la comunità, e sapendo che cosa vuol dire perdere un ragazzo di questa età qua, un ragazzo bravo, amante dello sport, amante della natura, e questa è una tragedia per tutti, perché perdere una persona a 22 anni è una grande perdita per le risorse umane, che noi abbiamo estremamente bisogno anche di questi ragazzi bravi e con questa mentalità, insomma. Noi sappiamo che le indagini sono state compiute dai carabinieri, il SUME che è intervenuto, hanno cercato di rianimarlo, ma ormai il ragazzo era morto. Noi vediamo in questo momento non è recintata, non è isolata l'isoletta. Che segnale è secondo lei? No, non è isolata, vuol dire che le indagini sono state concluse. Molto probabilmente si è riscontrato che è stata una tragedia vera e propria, altrimenti anche io stamattina pensavo che fosse chiuso, però se è aperto vuol dire che l'indagine è stata chiusa, e aspettiamo magari i risultati medici per capire meglio di che tipo è stata questa morte, insomma, ecco. È stata una fine d'anno tragica anche per una famiglia di Sant'Angelo di Piove di Sacco, morta per una polmonite fulminante, una ragazza di 13 anni. Il paese sospende la festa della Befana in segno di lutto. Una febbre persistente, una richiesta di assistenza al pronto soccorso, la dimissione, il ritorno in ospedale, il ricovero seguito dal trasferimento nella rianimazione pediatrica dell'azienda ospedale Università di Padova, poi la morte nel giorno di San Silvestro. Non ce l'ha fatta Azzurra Bredo, una splendida ragazza di 13 anni colpita da una polmonite fulminante, una forma di malattia che si caratterizza per un'insorgenza rapida e un decorso clinico infausto. I medici hanno tentato l'impossibile per salvarle la vita. Purtroppo per Azzurra, una ragazza sana, amante della vita, non c'è stato nulla da fare. Non l'hanno lasciata solo un attimo i suoi genitori e tutta la sua famiglia. Vivace, gioiosa, appassionata della musica e della danza, Azzurra era molto amata anche nella comunità di Sant'Angelo di Piove di Sacco, dove la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno in giorni che sono di festa. In particolare la parrocchia di San Michele, che organizza la festa della Befana, ha deciso di sospendere il pranzo comunitario previsto per il 6 gennaio, una morte che lascia aperte molte domande, tanto che sul corpo di Azzurra Breda potrebbe essere eseguita l'autopsia per capire cosa sia accaduto. È di 2 feriti, una donna e un ragazzino di 12 anni, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo l'A27 nel tratto diretto a Conegliano. Il sinistro è accaduto intorno alle 8, ha coinvolto una macchina con all'interno 4 persone e un camion che trasportava marmo granulare, come vedete nelle immagini. Il soccorso dei vigili del fuoco della sede centrale di Treviso che hanno messo in sicurezza l'area del tratto autostradale. La donna e il 12enne sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Ben altro esito ha avuto invece l'incidente tragico che si è consumato proprio la notte di Capodanno a Cassola. Vanessa Banzato ci racconta di questa terribile tragedia che adesso vede aprire un'inchiesta ovviamente per omicidio stradale. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno a te Nicola, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, perché è aperta questa indagine per omicidio stradale nei confronti di un giovane di 27 anni che la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio ha travolto e ucciso Luciana Tessarolo, 72 anni. Ci troviamo proprio nel punto dove è accaduto il tragico incidente, siamo in via Marangoni a San Zeno di Cassola. Pare che l'uomo al volante di una Volkswagen stesse provenendo da ovest verso est, si sarebbe trovato, almeno queste sono le prime ricostruzioni al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti appunto per i rilievi del sinistro, si sarebbe trovato davanti all'improvviso in pieno buio l'anziana che era uscita da casa, pensate, abitava in questa abitazione alle mie spalle, era uscita da casa per poter ammirare subito dopo la mezzanotte i fuochi d'artificio che illuminavano il cielo proprio la notte di Capodanno. Non si è capito ancora cosa possa essere accaduto in quel terribile momento. Il giovane ha provato a sterzare l'auto, infatti ha sfondato il muretto di recinzione di questa abitazione al civico 10, completamente sfondato. Con il retro dell'auto avrebbe colpito in pieno la 72enne. Immediato l'arrivo dei soccorsi che sono stati allertati dai vicini che avevano sentito questo colpo tremendo. I sanitari hanno provato in tutte le maniere a rianimare la donna, le è stata portata all'ospedale, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. Resta oggi un mazzo di fiori, resta oggi una candela per ricordare Luciana Tessarolo, che era ben voluta da tutti, collaborava con la parrocchia, e i suoi vicini fuori dalle telecamere e dai microfoni ci raccontano di una donna sempre presente, sempre attiva nella comunità. Una vera e propria tragedia, e sempre i vicini ci hanno confessato che il giovane, non poteva essere altrimenti, il giovane al volante dell'auto era totalmente sotto shock, non sapeva capacitarsi di quanto era appena successo, di quanto era accaduto, e quindi adesso c'è da capire, da ricostruire l'intera dinamica e intanto, come si diceva all'inizio, per questo 27enne c'è in corso un'indagine per omicidio stradale. Da capire anche il fatto, la questione dell'illuminazione della strada, perché tante persone hanno parlato della strada al buio. Abbiamo sentito telefonicamente il sindaco di Cassola, Gian Antonio Stangerlin, che dice che in realtà, a parte un lampione che è stato abbattuto ma è molto distante dal punto del sinistro, che è stato abbattuto qualche tempo fa, l'intera illuminazione è sempre attiva e funzionante. Quindi insomma, da ricostruire, da mettere assieme tanti tasselli per cercare di capire cosa possa essere successo quella drammatica notte. Per il momento da San Zeno di Cassola è tutto. Nicola, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. E poi c'è la tragedia di Arcugnano. È proprio l'ultimo giorno dell'anno. Torri di Quartesolo ha dato l'addio al giovane Francesco Visentini, il 19enne che aveva perso la vita qualche giorno prima nello schianto di Arcugnano. È stata una cerimonia commossa, con tante parole di ricordo per il giovane. Andare a Caponord in macchina, vedere l'aurora boreale, avere dei figli. Tra le 100 cose che avrebbe voluto realizzare prima di morire, una lista che conservava nella sua scrivania, piena di sogni drammaticamente interrotti. Come la vita di Francesco Visintin, 19enne, deceduto in un incidente in auto ad Arcugnano nei giorni scorsi, mentre viaggiava da passeggero insieme ad altri amici per quella che avrebbe dovuto essere una serata spensierata. Lo strazio, il dolore di chi lo conosceva, le parole della mamma. Quando eri molto piccolo abbiamo sempre pensato a te come una stella speciale, quasi una cometa che lascia nel cielo una scia luminosa. Ricordato per la sua generosità e l'inclinazione ad aiutare il prossimo, stava studiando per diventare medico. Longevità non è numero di anni, ma sta nel gustare la vita, sta nel donare se stessi agli altri, nell'essere qualcosa che fa crescere anche gli altri. Io credo che Francesco in questo già abbia fatto tanto. Era anche animatore, aveva scelto l'università per diventare medico, quindi già qualcosa di aperto anche all'aiuto verso l'altro. Chiesa in lacrime e la sciarpa dell'Ane, la sua passione per un ultimo abbraccio.
Dunque è stato un 31 di dicembre di grande tristezza nel Vicentino, è stato poi un 31 dicembre ovviamente di festa in tutte le piazze del Veneto, fra poco poi vedremo anche la festa ad esempio in Prato della Valle con la suggestione dei droni luminosi al posto dei fuochi, ma c'è da parlare prima, per quanto riguarda la cronaca, dei numerosi interventi che ci sono stati nel Veneto, tantissimi, centinaia di interventi in Veneto, ad esempio pesante il bilancio dei botti di Capodanno in provincia di Padova, con 2 persone rimaste ferite, una in modo grave. Si sta indagando sulla fabbricazione del petardo scoppiato tra le mani di un 45enne che stava aspettando il Capodanno con alcuni amici a Pradieste. L'uomo è tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Padova, dove è arrivato poco prima della mezzanotte il 31 dicembre. Erano le 22:45 quando, probabilmente nel tentativo di accendere il petardo, l'uomo è rimasto ferito al collo e al volto. Capita la gravità della situazione, i sanitari del 118 hanno deciso il suo trasferimento all'ospedale di Padova. Sull'esplosione sta indagando la polizia locale su incarico della procura di Rovigo. Quanto rimasto del petardo è stato sequestrato e si sta cercando di risalire la provenienza. È andata meglio a un 31enne di origine marocchina che ha riportato ustioni di secondo grado a una mano ed è stato medicato e dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 2 settimane. Adesso c'è la pubblicità, a rientro torneremo a parlare di un'altra tema di cronaca che riguarda il Veneto, cioè quello dei furti. Non sono mancati anche nella notte di Capodanno le razzie, ma noi ritorneremo parlando di quello che era accaduto l'ultimo giorno dell'anno a Treviso, una notte con 2 spaccate in città e ancora una volta nel mirino i baristi con tanta rabbia e sdegno proprio nell'ultimo giorno dell'anno. Ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità. Questa notte, a luna di notte, abbiamo avuto i ladri, hanno spaccato la vetrata della porta, lato chiesa, sono entrati e hanno rubato il fondo cassa e il registratore di cassa. Abbiamo dovuto tenere chiuso l'attività perché senza il registratore di cassa purtroppo non si può lavorare. È una notte terribile quella che precede Capodanno, 2 spaccate nel giro di pochi minuti e ad una manciata di chilometri di distanza l'una dall'altra. La prima al bar Romeo e la Panna a Santa Maria del Rovere e l'altra alla caffetteria Luzzatti. Modalità simili, forse la stessa mano, sfondamento della porta e prelievo dei fondocassa, oltre che delle offerte riservate ad Advar in entrambi gli esercizi commerciali. Sono arrivato in bar verso le 5:30 e ho trovato la porta principale fracassata, hanno rotto il vetro, sono entrati, hanno rubato il fondo cassa circa 150 euro e quello che mi ha dato molto fastidio è che hanno rubato anche i fondi dell'Advar, un gesto non certo da gentiluomini. E se in viale Luzzatti lo sfondamento della porta è stato fatto con oggetti contundenti e con i calci su quella laterale, da Romeo e la Panna i ladri hanno usato un vaso di fiori e hanno fatto enormi danni materiali mettendo a soqquadro tutto il locale, ma si sono anche tagliati. Questi ladruncoli si sono anche tagliati, pertanto ci sono stati fatti anche dei rilievi da parte della scientifica e speriamo, non dico che li trovino, però quantomeno che qualcuno intervenga e che queste persone vengano rinchiuse sul posto dove dovrebbero stare, quindi in galera. Dai fotogrammi e dai video sarebbero 2 persone già note alle forze dell'ordine, ma si attendono naturalmente le indagini della questura. I danni però, tra il mancato incasso della giornata e il registratore di cassa rubato insieme al resto, ammontano a quasi 2.000 euro. Ma il 1 gennaio il bar riaprirà, dato che è sempre aperto 365 giorni l'anno. Scelta differente invece per il bar in viale Luzzatti, dove il titolare ha addirittura rinunciato alla videosorveglianza. Tanti mi hanno chiesto: ma hai telecamere, hai allarmi? No, non li ho per scelta, perché mi sono reso conto che se anche un ladro o chi delinque viene arrestato poi non paga nulla. Sono sempre i cittadini che devono pagare anche per chi delinque. Dunque siamo in una situazione in cui i carnefici sono più tutelati delle vittime e questa è una mia resa personale ed è drammatica, perché che un cittadino che fa il proprio
proprio dovere, che lavora, si senta impotente di fronte a chi non lo fa, è una cosa che veramente mi fa cadere le braccia. Una resa triste che fa esplodere la rabbia, anche perché c'era solo una macchina in servizio nella notte. Stamattina quando ho chiamato la questura prima mi hanno detto arriverà fra un quarto d'ora, poi mi hanno richiamato dicendo che l'unica macchina che c'era in servizio, perché ho capito che la questura questa notte aveva una macchina in servizio, era impegnata in un altro bar che aveva subito sorte comune alla mia. Abbiamo bisogno di più volanti che girano. Sicuramente bisogna fare un investimento nella sicurezza, ma questo insomma non lo so se il governo lo sta già facendo, però qui non ne vediamo ancora i risultati. E mi dispiace perché ritenevo la Treviso una città sicura, ci vorrebbe un po' più di certezza della pena e che se uno commette dei reati che vada a finire dove è giusto che vada, quindi in galera insomma. L'appello è un po' sempre lo stesso, siamo di nuovo in diretta, abbiamo visto quanto accaduto la notte precedente il Capodanno a Treviso e proprio da Treviso, lo vediamo dal sito di QDP News, faccia a faccia con i ladri, guardia giurata colpita col badile, spara in aria, è successo a Oderzo. La notte tra il 29 e il 30 dicembre, quindi 24 ore prima della doppia spaccata a Treviso, questa volta a Oderzo, dove una guardia giurata ha esploso alcuni colpi di pistola in aria per mettere in fuga dei ladri durante un tentativo di intrusione dopo che questi lo stavano, secondo quanto appreso, aggredendo con un badile. 62 anni la guardia giurata, era intervenuta dopo una segnalazione di possibile intrusione. Durante il controllo del perimetro avrebbe notato una porta aperta e una volta entrato nello stabile si è imbattuto in uno dei banditi, ne è nato un confronto diretto, degenerato rapidamente, l'uomo sarebbe stato colpito dunque con un badile riportando alcune contusioni e poi ha sparato alcuni colpi di pistola in aria mettendo in fuga i malviventi. Si sono in corso ovviamente le indagini dei carabinieri per quanto accaduto e quindi questo è il tema dei furti, delle rapine che immaginiamo purtroppo sarà un altro dei temi di questo 2026, lo è stato e ampiamente nel 2025, come è anche un tema quello del sovraffollamento delle carceri. Proprio negli ultimi giorni dell'anno abbiamo raccontato dei dati in una delle situazioni più critiche, cioè il carcere di Treviso. La notte di Capodanno, e ci spostiamo per un attimo in Friuli Venezia Giulia, c'è stata una notte di San Silvestro turbolenta nel carcere di via Spalato a Udine, con un detenuto che ha incendiato arredi e suppellettili. Stanno bene gli agenti penitenziari intervenuti la notte di San Silvestro nella cella di un detenuto di nazionalità straniera con problemi psichici che ha deciso di accogliere il nuovo anno incendiando suppellettili e arredi, mettendo a repentaglio la sua vita, quella del compagno di cella e degli agenti penitenziari che, se non fossero intervenuti tempestivamente, oggi saremmo qui a raccontare un'altra storia. Sono stati tutti dimessi con prognosi variabile da 1 a 4 giorni per intossicazione da esalazione di fumo. Il trentenne nordafricano responsabile dell'incendio è stato rimesso poco dopo il ricovero in ospedale, mentre il compagno di cella, un italiano di 40 anni, rimane in osservazione a scopo precauzionale. Entrambi hanno inalato i fumi tossici della combustione. Sovraffollamento e gestione difficile dei detenuti problematici sono potenziali detonatori di situazioni pericolose. Basta pensare che il carcere di Udine ha un sovraffollamento che supera il 200%, sono previsti 91 posti e ne abbiamo più di 180 al momento. La problematica maggiore ce la crea il detenuto che ha problemi psichiatrici, che dovrebbe essere ristretto in strutture adeguate. Sul fatto, a pochi giorni dal bilancio del 2025 sulla condizione carceraria è intervenuto il garante delle persone private della libertà, Andrea Sandra. È un problema sistemico e il sovraffollamento è il primo di questi e l'altro è anche la cura delle persone con disagio psichiatrico che hanno nel carcere un luogo incompatibile in cui stare. C'è una sentenza della Corte Costituzionale ancora risalente al 2019, la numero 99, che dichiara proprio la illegittimità della norma che non prevede per chi è affetto da disturbi psichiatrici di poter scontare la propria pena al di fuori
dell'istituto carcerario. Osserviamo anche che i materassi dovrebbero essere di materiale ignifugo, ma evidentemente non è così e bisogna appunto provvedere anche da questo punto di vista a risolvere il problema. Così a Udine. Adesso invece parliamo di un 29enne residente a Verona che ha aggredito e molestato pesantemente una donna e poi, pensate, ha strappato a morsi una parte del padiglione auricolare all'amico intervenuto in difesa della donna e con cui aveva litigato poco prima, tanto da essere cacciato da casa. È un 29enne residente a Verona, i fatti sono avvenuti a Mantova. Il giovane in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di droghe e alcol è stato per questo giovane è stato un capodanno decisamente movimentato. È finito in cella nel carcere di Mantova con le accuse di lesioni personali gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto iniziato all'ora di pranzo nella zona di Marmirolo, lo dicevamo, nel Mantovano, a casa di questo 56enne dove si è sviluppata questa lite. Poi l'aggressione al 56enne che era intervenuto in difesa dell'amica 58enne ed è arrivato a strappare una parte dell'orecchio al 56enne. Per questo è finito in carcere questo 29enne veronese. È successo nel Mantovano. Invece nel Padovano dobbiamo raccontare di un altro tema, purtroppo, come quello dell'aggressione ai sanitari, e un'aggressione che accade in un luogo ad Abano Terme che era già stato teatro di un'altra vicenda molto simile. Ci racconta tutto la nostra Valentina Visentin. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Abano Terme. Esattamente un anno fa, perché era il 3 gennaio del 2025 e l'anno era iniziato qui al pronto soccorso di Abano Terme con un'aggressione al personale sanitario sventata da un operatore sociosanitario che aveva frenato e contenuto l'ira del paziente molesto e aggressivo. Ecco, esattamente un anno dopo, una notte di Capodanno davvero movimentata, quella che si è vissuta qui al pronto soccorso di Abano Terme, dove dopo la mezzanotte è stato portato un 45enne nordafricano trovato con una profonda ferita alla testa in stato confusionale all'interno di un hotel dismesso qui delle Terme, molto probabilmente alterato dall'alcol. Quando è arrivato in ospedale ha cominciato subito a rendere difficile la gestione del caso ai sanitari, non solo ai medici ma anche agli infermieri, al personale sociosanitario e anche ai pazienti, disturbando e importunando il suo compagno di stanza, rendendo difficoltoso lo svolgimento degli esami, spintonando una dottoressa. Anche in questo caso è intervenuta, c'è stato un lavoro di squadra non solo con la guardia giurata presente in quel momento in ospedale, ma anche con gli altri infermieri, con gli operatori sociosanitari presenti. Anche in questo caso lo stesso, pensate, OS che un anno fa aveva disarmato e messo in sicurezza i medici aggrediti proprio un anno fa. Quindi un lavoro di squadra per bloccare questo paziente molesto, fino all'arrivo dei carabinieri che sono intervenuti, che hanno riportato definitivamente la calma. Ma era una notte già partita in salita per il personale che aveva dovuto fronteggiare un altro paziente, un turista di 63 anni arrivato con un'intossicazione alcolica e visibilmente alterato in ospedale e che aveva reso difficoltoso anche in questo caso la gestione, e poi con un numero ovviamente di accessi legato a quelli che sono i malesseri di stagione, oltre all'influenza stagionale, anche le gastroenteriti. Pensate che negli ultimi giorni di dicembre in media ci sono stati dai 100 ai 120 ingressi solo per patologie respiratorie e influenzali qui al pronto soccorso di Abano, che è un ospedale insomma di provincia che deve gestire questo numero di casi. Per fronteggiare questa aggressività nei confronti del personale sanitario, dopo l'episodio avvenuto un anno fa, in questi mesi tutti gli operatori e gli infermieri avevano anche svolto un corso di gestione delle emergenze che fortunatamente in questo caso ha dato i suoi risultati, contenendo l'ira del paziente molesto che aveva creato scompiglio la notte di Capodanno. Da Abano è tutto, la linea può tornare allo studio.
Grazie a Valentina Visentin. E adesso noi invece cambiamo argomento perché parliamo di un tema che ci riguarda un po' tutti da vicino, riguarda un po' tutti i territori. Parliamo delle attività che chiudono senza trovare un ricambio generazionale. È un po' una situazione che si verifica non solo in Veneto ovviamente, ma molto in Veneto. È una crisi strutturale ovviamente che riguarda anche le nuove generazioni. È uno dei temi anche economici per il 2026. Ci sono attività soprattutto nei piccoli centri che chiudono dopo decenni e decenni. Allora vi raccontiamo due storie dalla Marca trevigiana. La prima ad Arcade, dove ha chiuso dopo davvero decenni, 60 anni e anche più di attività, una storica officina, e poi a San Biagio di Callalta, a Rovarei di San Biagio di Callalta, dove è andata in pensione un'altra storica parrucchiera, in questo caso del territorio. E l'appello insomma è un po' davvero per tutti: rilevare l'attività, perché sono ovviamente non solo pezzi di storia del territorio, del tessuto economico, ma anche luoghi di socialità che si vengono a perdere. Allora partiamo da Arcade e poi vediamo San Biagio di Callalta, e queste due storie ovviamente che lasciano un po' di amaro in bocca nel finale, in quello che era il finale del 2025. Per generazioni è stata molto più di un'officina, un punto di riferimento, un luogo di incontri, un pezzo di storia di Arcade. Con la fine dell'anno però la saracinesca dell'Officina Masetto si abbasserà per l'ultima volta. A chiuderla è Ivano Masetto, che dopo 60 anni trascorsi tra chiavi inglesi, catene, motori, ha deciso di concedersi la pensione. Sì, ormai penso che sia arrivata il momento. La storia dell'Officina Masetto inizia nel secondo dopoguerra, quando Dante Masetto, padre di Ivano, apre la bottega. Da allora quella porta non si è praticamente mai richiusa. 88 anni di attività complessiva, di cui 60 vissuti in prima persona da Ivano, subentrato nel 1965. Che 60 anni sono stati? Li rifarei ancora. Ho sempre avuto grandi soddisfazioni dal mio lavoro. Entrare oggi nell'officina è come fare un salto indietro nel tempo. Biciclette appese in attesa di tornare a correre, copertoni sospesi al soffitto, un banco da lavoro segnato dall'uso e dal disordine creativo di chi ha passato una vita a riparare. Ogni oggetto racconta una storia. In questi anni non mi sono occupato solo di biciclette, racconta Ivano con la voce rotta dall'emozione. Motorini, vespe, gli ultimi anni mi sono messo anche a riparare dei cespugliatori, rasa erba, perché ormai qua la gente è abituata a portare tutto. Questo negozio chiude con un po' di rammarico? Direi proprio sì, mi dispiace moltissimo. Perché? Ormai ho tutti i clienti che sono affezionati mi dicono: dove vado adesso? Cosa faccio? Da chi vado? La bottega è meta di un continuo via vai. C'è chi passa per un ultimo saluto, chi per ringraziare, chi con un pizzico di preoccupazione. Adesso è internet, tutorial e i giovani imparano così. Adesso non c'è più un punto di riferimento come Ivano. Chiudono un negozio storico con l'impianto. Non sappiamo più dove andare a fare aggiustare una bicicletta. Ma più che la bicicletta è il motorino. Ivano in questi decenni non ha riparato solo mezzi, ma ha costruito rapporti, fiducia e amicizie. Questo è il mio meccanico di fiducia. Da quando avevo 14 anni che avevo la bicicletta, il Ciao, sono sempre venuto qua. Con la chiusura dell'officina, Arcade perde un pezzo della sua memoria, ma resta il segno indelebile di una vita spesa con passione, competenza e umanità. Le mani sapienti sui capelli e poi la cortesia, il modo di porsi sempre sobrio ed elegante. La parrucchiera Silvana Cescon chiude l'attività dopo 52 anni vissuti a Rovarè. Non solo un punto di riferimento per tutta la comunità, ma anche un'amica con cui confidarsi, una donna animata da una grande passione per il suo lavoro e che lascerà un vuoto enorme. Un'attività che ha iniziato non ancora 18enne. Il mio papà si è preso la responsabilità col Tribunale di Venezia per farmi aprire prima dell'età. Perché non avrebbe potuto? No, perché non avevo 18 anni. Aveva una passione grande però. Sì,
quella sì. L'unica amarezza che le arriva dal lavoro giunge proprio nel finale. Da 3 anni infatti cercava qualcuno che la sostituisse, ma non ha trovato nessuno. Sono venuti a vedere, ma dopo forse hanno paura di rischiare. Non sono più i tempi miei, ecco. Cosa ci vuole per tenere aperta un'attività così tanti anni? Pazienza, passione. Clienti e parenti in visita nell'ultimo giorno, tra piante, lettere e qualche lacrimuccia. Cosa le hanno detto le clienti, signora? Qualche pianto, tanto dispiaciute. Una signora che ha saputo fare un'attività in tutti questi anni, portarla avanti bene con tutti i suoi clienti, è anche una signora con la quale si può anche fare qualche parola, una persona umana, non solo lavoro ma anche una persona umana, sì. Mancherà sì, perché è un punto di riferimento per noi del paese, il paese è piccolo, cioè senza troppa vita e di conseguenza chiude un pezzo di storia. Silvana è stata anche la parrucchiera delle nostre giornaliste di Antenna 3 e anche a noi mancherà la sua disponibilità e la sua gentilezza. Grazie a voi che siete venuti qua, che mi avete scelto. Mentre le amiche clienti già promettono di invitarla a bere il caffè, Silvana che farà adesso? Prima di tutto mi curo, mi riposo e basta. L'appello comunque resta valido. Se qualcuno vuole rilevare l'attività o il negozio, si faccia avanti. Il dispiacere più grande è infatti vedere le serrande abbassate e il paese svuotarsi. Sarebbe il più bell'augurio di buon anno. Grazie, tanti auguri a tutti e un buon anno. Allora, abbiamo raccontato queste due storie, quella di Ivano e quella di Silvana, da Arcada a San Biagio di Callalta, un po' per introdurre anche uno dei temi di cui parleremo con il nostro ospite che viene a trovarci, che ringraziamo, tra i temi di cui discuteremo, ma è il gancio insomma per iniziare la nostra chiacchierata. Intanto grazie per essere con noi in questo 2 gennaio al segretario provinciale della Lega a Treviso, Dimitir Coin. Buongiorno. Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti. E allora smaltiti i postumi del veglione, tutto a posto? Sì, un veglione molto, molto tranquillo a casa con i bambini. Ecco, perfetto, benissimo, benissimo. Niente feste particolari, no. Benissimo, tutto in famiglia. Allora, noi partiamo da qui, dopo entriamo in temi più strettamente politici, poi quando ci collegheremo con Lucio Zanato c'è anche un altro tema importante economico che riguarda il latte, però peraltro è uno dei temi che ha posto Alberto Stefani già dal suo discorso, diciamo, in Consiglio regionale, il primo discorso di Consiglio regionale, che è quello anche delle nuove generazioni, del fatto che non ci sono solo i licei, ma ci sono anche le scuole professionali importanti per dare davvero un ricambio a un tessuto economico come quello veneto, che è molto sfaccettato. Abbiamo visto 2 attività che chiudono, chiaramente si chiude non sempre per crisi, ma anche perché si va giustamente in pensione dopo tanti anni, però manca quel ricambio. Sono fotografie che raccontano cosa, Coin? Sono fotografie che raccontano una società che è cambiata, che raccontano uno smantellamento di strutture scolastiche professionali avvenuto nel corso degli anni, che raccontano probabilmente anche la non remunerazione di determinati lavori, in quanto appunto meccanismi economici tanti sono cambiati, e quindi figli che fanno altre scelte. Il grande rammarico, immagino, per chi ha portato avanti un'attività sia proprio quello di non essere riusciti ad appassionare nessuno dei propri figli nel portarla avanti, e questa è una grandissima perdita sociale, perché si perdono, in particolare quando si parla di attività artigianali, si perdono quelle manualità, quelle competenze, quel sapere che hanno fatto grande il nostro territorio, e che dovessero arrivare momenti particolari sarà difficile ricostruirli. Quindi ben dice il Presidente della Regione quando parla che non sono da meno neanche titoli di studio professionali rispetto alle competenze, che magari alle formazioni che possono dare le lauree. Non tutti si possono laureare, ma la dignità del lavoro è qualcosa di diverso. Quanti laureati vediamo che fanno fatica a trovare lavoro, che per potersi esprimere se ne vanno all'estero. Siamo anche in un contesto internazionale ed europeo dove comunque anche l'espressione del lavoro remunerato in maniera significativa
significativa, come tanti pensano che andando fuori possono essere remunerati in maniera significativa, è un qualcosa che sta scemando. Vediamo le crisi in Germania, vediamo crisi in Francia, l'Inghilterra che uscendo anche dall'Europa poi ha chiuso di fatto anche le frontiere, quindi la situazione anche fuori dall'Italia non è semplice, per cui ritornare un po' ad un'economia reale è un qualcosa che potrebbe salvare davvero la nostra società. Io immagino già in un futuro magari non tanto remoto che per chiamare l'idraulico ci rivolgeremo ad un'app tipo Amazon per chiamare l'artigiano di turno, l'idraulico, l'elettricista o il falegname, e ci arriverà del personale probabilmente immigrato che farà lo stesso lavoro appartenendo magari a chissà quale azienda o cooperativa o struttura di gestione di servizi, però non lo faranno con la qualità con la quale noi siamo abituati. E quindi vorrebbe dire un'omogeneizzazione verso il basso. Mi ha praticamente anticipato, perché io poi volevo dire quanto c'entra anche poi lo sviluppo dell'online, ma che però è irreversibile, cioè non è che possiamo dire fermiamo questo fenomeno, no? Sì, è irreversibile perché crea comunque un meccanismo economico e di servizio differente, perché l'uscire di casa, andare a comprare un prodotto o farselo portare a casa, c'è anche la comodità, e spesso capita, non sempre, una volta era di più, ma oggi non sempre, che te lo portino a casa anche a un prezzo sensibilmente inferiore, e quindi di fatto vai a smantellare tutte quelle attività che sono sul territorio, che hanno affitti da pagare, dipendenti che non si trovano. Tanti ristoranti sono rimasti chiusi, amici che conosco che gestiscono attività di ristorazione sono rimasti chiusi l'ultimo dell'anno perché trovare personale è difficile, lo devi pagare il doppio, così mi dicevano, e poi quanto fai pagare il cliente che viene a mangiare? E a proposito poi di gastronomia e di prodotti poi da tavola, noi abbiamo visto in questo caso un'officina e una parrucchiera, poi ci sono la fine, la morte dei casoin, dei negozi di prossimità. Quello è anche legato alla grande distribuzione. Ma quello c'è un eccesso, spesso le polemiche montano sui vari territori, si dà troppo spazio alla grande distribuzione anche quando non servirebbe, oppure servono perché magari riqualificano alcune zone che sono degradate, cioè dove si trova l'equilibrio? Allora, intanto bisogna partire da una considerazione, che questo è un percorso, noi siamo abituati a guardarla a livello locale, ma questo è un percorso molto più ampio, perché la piccola bottega sotto casa, come ho detto già recentemente, è stata mangiata dal supermercato, poi il supermercato è stato mangiato dal centro commerciale e poi i centri commerciali sono stati accorpati dai grandi gruppi economici internazionali. Giusto per far nomi, Auchan, Rinascente, insomma non è che stiamo facendo pubblicità a nessuno, ma insomma sono gruppi assolutamente importanti e strutturali. Ma questo è un percorso che si svolge a tappe e nel tempo raggiunge gli obiettivi, e quindi che la distribuzione, che il percorso della distribuzione alimentare avesse come obiettivo l'accorpamento in mano a grandi gruppi internazionali che sono gli stessi che fanno lobby con l'Unione Europea, la quale poi dice agli Stati come intervenire e dettano le regole per arrivare a quell'obiettivo, oramai è sotto gli occhi di tutti. Non vederlo vuol dire o proprio non capire niente o proprio non volersi accorgere dell'evidenza. E lo stesso percorso, io me lo sono messo in testa oramai da un po' di anni, è un percorso del tutto simile che rischiamo di vedere ma come con la si sanità. questo? Perché? Perché i tagli alla sanità e il rapporto tra investimenti in spese sanitarie e il PIL lo dà l'Unione Europea. Nel 2018, quando si è insediato il Conte 1, io ho assistito durante un'attività della commissione speciale, che era quella che valutava gli atti del governo Gentiloni, che comunque restava in carica prima del nuovo governo, e in questa fase appunto c'era questa commissione speciale. I magistrati della Corte dei Conti sono intervenuti relazionando e elogiando il governo Gentiloni per l'ulteriore taglio che aveva fatto alla sanità, portando al 6,5% del PIL, mi pare fosse questa la cifra, la spesa sanitaria, però bisognava scendere. E poi se ci fermiamo a guardare, se tagliamo la spesa sanitaria, facciamo una riflessione: che cosa succede? Se tagli la spesa sanitaria pubblica, crea inefficienza nel pubblico e crea spazio per il privato.
e questo mi sembra assolutamente evidente. E se poi ti chiedi cos'è la grande sanità privata e vedi che sono le grandi compagnie di assicurazioni, le banche d'affari, le aziende farmaceutiche, che sono gli stessi che fanno lobby con l'Unione Europea che dice agli stati di disinvestire, è lo stesso percorso. La piccola si crea spazio, la piccola azienda privata si costituisce, l'azienda più grossa poi la compra e poi arriveranno i grandi fondi che diranno: le accorpiamo tutte, quanto vale la tua azienda? 150 milioni, te ne do 200, togliti dalle scatole. L'offerta a cui non puoi rifiutare. È un percorso. E quindi è un problema a monte che si risolve ancora una volta in Europa. È un problema a monte, cioè oggi il condizionamento che l'Unione Europea riesce a darci o non riesce a darci, che ci dà è davvero totale su tutto e non ce ne rendiamo conto. Ci si preoccupa di guardare alla situazione locale, davvero alla geografia territoriale molto, molto ristretta, però si perde di vista effettivamente da dove parte l'input. Lei dice che anche le polemiche sulla sanità veneta hanno questa origine? Ma le polemiche sulla sanità veneta, alla fine, se vuoi salvarti la vita, devi venire in una regione come il Veneto per gli interventi e le situazioni, per risolvere situazioni emergenziali. Poi è chiaro che le liste d'attesa lunghe e le carenze di personale sono frutto di situazioni molto più complesse, però che la sanità veneta, nonostante i tagli che sono stati fatti, guarda caso, tutti da governi di centrosinistra, perché Monti, Letta, Gentiloni, Renzi sono quelli che hanno fatto tagli miliardari, abbiano portato delle inefficienze generali, ma nonostante questo il Veneto resta la regione di riferimento a livello nazionale, vuol dire che l'efficienza, nonostante i tagli, c'è. Allora, noi adesso andiamo velocemente in pubblicità, perché poi c'è un altro tema di cui parleremo fra poco, nella quale chiederò un suo parere più da deputato che da segretario provinciale della Lega, e riguarda il latte, ma ci arriveremo fra poco quando si collegherà il nostro Lucio Zanato. Andiamo in pubblicità, ma poi apriamo anche il tema del politico, strettamente politico. Lei insomma tira le leve del comando del Carroccio in provincia di Treviso e ci sono due appuntamenti, uno velocissimo, uno molto rapido e molto vicino, ecco, che è quello delle elezioni provinciali, che uno può dire, beh, sono elezioni di secondo livello, insomma, che importanza hanno? Beh, hanno importanza perché è un ente importante la provincia, ma perché poi comunque sotto c'è tutto un panorama politico ancora da definire. Allora, pubblicità di nuovo in diretta, cominciamo con la politica e poi vediamo quando Lucio si collega da Oderzo. Di nuovo in diretta con la nostra prima edizione con il nostro graditissimo ospite Dimitri Coin. Apriamo allora anche la pagina che riguarda la politica in senso stretto. Stretti sono anche i tempi, ormai 10 giorni per presentare le candidature per l'elezione a presidente della provincia di Treviso. Allora approfitto di Coin per capire un po' cosa bolle in pentola. Noi eravamo rimasti con un poker di nomi per la Lega, di sindaci ovviamente, lo sapete, sono elezioni di secondo livello, quindi vengono votati dagli amministratori i sindaci. Vediamo se non ricordo male. Benedos, Zanchetta, Bordin e Donadel. Sono rimasti questi? Si resta in questo poker? Sì, questi erano i sindaci che avevano dato la disponibilità a candidarsi, a proporsi, insomma, dare disponibilità alla candidatura per le elezioni provinciali dopo Marcon. Di fatto la provincia già finiva il proprio percorso il 18 di dicembre, poi Marcon è stato anche eletto in regione, per cui si è resa necessaria anche un'accelerazione rispetto ai timing che si poteva pensare di avere prima. E i nomi sono questi e quindi su questi si sta ragionando. Ce n'è uno in particolare più vicino secondo lei? Ma no, sono tutti sindaci assolutamente capaci e che nel momento in cui dovessero trovare convergenza sul proprio nome sapranno fare il lavoro di presidente della provincia in maniera assolutamente equilibrata e competente. Quindi questo però dovete dirlo anche ai vostri alleati di Fratelli d'Italia. Ci stiamo parlando, adesso questi giorni di festa, diciamo, non hanno aiutato, nel senso che tanti sindaci, piuttosto anche segretari, magari se ne sono andati qualcuno anche come vacanza, chi a trovare parenti o chi comunque con altri impegni. E quindi noi contiamo di risolvere questa questione in maniera molto veloce, anche perché l'11 e il 12 le liste già con le firme raccolte vanno presentate e le firme sono tante da raccogliere perché servono almeno 200 firme di consiglieri.
Quindi c'è un lavoro di raccolta sì, in questi giorni. Assolutamente, burocratico da fare. Allora, l'aveva già detto nei giorni precedenti, insomma, quando poi era scoppiato il caso di Mogliano, quell'ammaretta. Però, insomma, è abbastanza chiaro quello che aveva già detto all'epoca, e cioè i numeri ce li ha la Lega, no? Per fare il presidente della provincia, anche se dalle regionali in poi, ma anche prima delle regionali, il meccanismo un po' di rapporto tra Lega e Fratelli d'Italia è sempre stato, adesso però lasciateci qualcosa, tocca anche a noi, eccetera, eccetera. Poi le regionali hanno dato un'altra visione, perché c'è stato il grande risultato della Lega, e quindi così si è un po' sospesi su questo stallo, però Fratelli d'Italia, come dire, rivendica qualcosa dopo aver ceduto sulla regione. Questa è un'elezione di secondo livello e quindi un'elezione dove votano i sindaci ed i consiglieri comunali, per cui la fotografia sul corpo elettorale di fatto è già fatta, e mi sembra che oggi la provincia abbia pubblicato i dati definitivi sul corpo elettorale. Qua si vota, noi abbiamo 40 sindaci, tra cui la maggior parte dei sindaci di comuni importanti, perché Treviso, Castelfranco, Montebelluna, Oderzo, cioè comuni importanti, insomma, in capo alla Lega sono tanti, e quindi i pesi dei singoli consiglieri si fanno sentire, perché ogni consigliere, il voto di ogni consigliere vale in funzione della fascia di abitanti nella quale è collocato quel comune. Per cui un consigliere comunale di Treviso vale come tutto un consiglio comunale di un comune piccolo. Quindi è chiaro che i numeri... È quasi scontato, no? No, non è scontato, perché il lavoro che stiamo tentando di fare come Lega è quello di mantenere comunque compatto il centrodestra, perché dove il centrodestra va assieme si riesce a governare bene e ad amministrare bene senza grandi problemi. Dove invece si va alla conta, e questo accade magari quando ci sono comuni dove più che gli aspetti politici sono questioni interpersonali che creano frizioni, non si può andare, allora là magari ci si conta, a volte vince la Lega, a volte vince Fratelli d'Italia. Io sono in contatto col commissario di Fratelli d'Italia, Emanuele Loperfido, che è un parlamentare tanto quanto me, condividiamo anche la presenza nella Commissione Esteri. Ci siamo parlati nei giorni scorsi e lui condivide perfettamente questo percorso. Poi è da capire nella gestione dei consiglieri e dei sindaci se questa potrà essere fatta. Perché a volte l'impressione è che ci siano appunto i segretari o i commissari, no, come lei o Loperfido, che hanno tutto l'interesse a gestire la cosa nel miglior modo possibile, certo. Però a volte ci sono delle schegge impazzite che appunto non riuscite a controllare perché sono questioni che diventano personali. Allora penso per esempio a quella uscita di Mogliano che un po' destabilizzò tra il segretario cittadino della Lega e Bortolato, che poi lei è riuscito a ricucire, insomma, anche abbastanza velocemente, forse, non lo so, se si è ricucito? Sì, là ci sono situazioni che vanno sicuramente riviste, valutate, ci si deve sedere, si deve parlare per sistemare alcune questioni. Però bisogna confrontarsi prima, perché la tempistica in politica è fondamentale. Un'uscita fuori tempo, quando magari si sta lavorando su altri fronti, magari può scombinare o creare tensioni inutili. Lì la situazione è a posto? La situazione adesso per il momento, per usare un termine trevigiano, è congelata. È congelata, per usare un termine molto trevigiano, è congelata, però non è chiusa, quindi non è chiusa. No, dopo le elezioni provinciali faremo una chiacchierata, ma insomma sono tutti ragazzi di assoluto buon senso, non vedo un problema. Dal suo punto di vista, visto che lei sente Loperfido, potrebbe esserci il rischio di qualche colpo di scena di Fratelli d'Italia se viene, diciamo, deciso che sarà il candidato della Lega un sindaco leghista? Potrebbe esserci qualche colpo di scena che Fratelli d'Italia facciamo una lista per conto nostro? Potrebbe addirittura si potrebbe arrivare anche a questo? Potrebbe anche essere, tutto può essere. Io auspico che questo non sia, tutto può essere, come potrebbe anche essere che magari una volta raggiunto l'accordo ci sia qualche comunque sindaco o consigliere che faccia quello che vuole, o che resti a casa o che vada a votare chissà per chi. Cioè, nel segreto dell'urna poi tutto può succedere, però siccome la politica non finisce con le elezioni del Presidente della provincia di Treviso, ma poi ci sono scadenze importanti, poi ci sono le elezioni politiche che arriveranno, ci sono comuni che vanno al voto, sì, credo che non convenga a nessuno, insomma,
Gli accordi, come abbiamo detto all'epoca delle elezioni regionali, dopo il risultato che la Lega ha ottenuto, gli accordi sono fatti per essere rispettati e sono stati rispettati nella composizione della giunta regionale, e questo vuol dire che la Lega la parola data la mantiene. Io confido e sono convinto che anche le altre componenti del centrodestra questo facciano. Tempistica per arrivare al nome? Pochi giorni, perché... Entro questa fine settimana? Entro la prossima settimana bisogna depositare entro questa settimana. Oggi è venerdì e quindi penso che se non è questo fine settimana sarà lunedì o martedì al massimo. Ok, allora vediamo, ecco c'è Lucio, allora poi chiudiamo con l'altro appuntamento che riguarda la politica e sono le elezioni amministrative, ma allora libero Lucio, andiamo subito da Lucio Zanato, lo vedo in collegamento, eccolo qua. Lucio è a Oderzo per parlarci ancora una volta della questione latte, perché ci sono non buone nuove, anzi che arrivano dalla Germania, ma non solo. Vediamo poi se anche il nostro ospite lo commenta. Lucio, raccontaci un po'. Buongiorno, intanto buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con il presidente di Aprola, cioè gli allevatori di latte del Veneto, Terenzio Burga, siamo nella sua azienda e intanto sono contento di avere in studio anche l'onorevole Coin che ne capisce di agricoltura e che credo questo tema lo sentirà e lo porterà sicuramente a Roma. Allora Presidente, la notizia che è arrivata è questa lettera della Granarolo che dice sostanzialmente ai soci: riducete la produzione di latte, ma soprattutto ve lo pagheremo 27 centesimi. A chi non è del mestiere, cosa significa? È una grande preoccupazione per noi allevatori, perché effettivamente le aziende giovani nate da poco, quelle che hanno investito negli ultimi anni, effettivamente si troveranno spiazzate, perché non avendo un riferimento produttivo adeguato a quello che deve essere la loro crescita, andranno veramente in difficoltà. A 27 centesimi il latte non viene pagato neanche metà dei costi ed effettivamente c'è grossa preoccupazione, perché se la nostra maggior cooperativa ragiona in questi termini, vuol dire che l'aumento produttivo che abbiamo visto negli ultimi mesi ha proprio qualcosa di non saprei neanche come definirlo, di impensabile. Se pensiamo che fino a 6 mesi fa avevamo bisogno di latte e adesso il mondo è pieno di latte e non sappiamo cosa fare di questo prodotto, di questa materia prima, è veramente preoccupante per quelle aziende che hanno investito, per quelle aziende che hanno giovani che hanno voluto intraprendere questo lavoro, che fino all'altro giorno, mi diceva un lombardo stamattina, era sovvenzionato anche dalla regione Lombardia. Ecco, giusto per dire com'è la situazione, ma andando nel lato pratico, noi sappiamo anche che a fine anno addirittura del latte proveniente dalla Germania è stato trattato a 18 centesimi e sappiamo anche che per stare in piedi un'azienda come la sua il latte lo deve vendere almeno 50 centesimi, ma allora cos'è che non funziona? Allora il latte che arriva a 18 centesimi è latte in più che viene versato naturalmente in Italia, perché loro non sanno cosa farne e qua in Italia comunque i trasformatori lo utilizzano. Questa è la verità, è latte spot, è quel latte di una giornata, quella cisterna, quel bilico di latte che non sa, che non ha una destinazione e questo non fa mercato, questo fa la speculazione del momento. È preoccupante il fatto che un aumento così repentino non l'avevamo visto nella storia. L'altalena c'è sempre stata, ma una depressione totale come quello che stiamo vivendo è veramente preoccupante e, ripeto, soprattutto per le giovani aziende. Ecco, ma allora con questa situazione, questa crisi che si profila, tenendo conto che qui abbiamo quasi oltre 300 aziende solo in provincia di Treviso, oltre 2000 aziende nella regione del Veneto, cosa si può fare a livello regionale con il nuovo assessore Dario Bondo, ma soprattutto cosa si può fare a Roma, visto che abbiamo l'onorevole Coin, e quindi cosa può fare il ministro Lollobrigida? Credo che il ministro abbia già fatto una bella cosa, dando un riferimento produttivo insieme con gli industriali a 54 gennaio, 53 febbraio e 52 a marzo. Per 3 mesi intanto ci siamo coperti. Il problema, e lo so benissimo che l'onorevole Coin queste cose le conosce, perché anche quando ci troviamo lui è uno che capisce i nostri problemi, e quello che preoccupa non è tanto il Veneto quanto la Lombardia. Cioè in Veneto più o meno quel latte che abbiamo è sempre stato utilizzato, non abbiamo
in Veneto quei problemi che hanno i lombardi, che sembra che dall'inizio anno abbiano addirittura 10.000 quintali di latte che non sanno dove piazzare e lo vendono a prezzi che non possono assolutamente essere, diciamo così. Comunque in ogni azione come quella che stiamo vivendo c'è una componente speculativa. Io vorrei che adesso quel latte che viene pagato così poco andasse a beneficio del consumatore, non di quelle lobby che effettivamente produrranno prodotti e li andranno nella grande distribuzione a vendere a prezzi magari dei quali il consumatore non ha il beneficio. Se il formaggio costasse meno, anche il consumatore aumenterebbe i consumi. Se adesso noi prendiamo meno soldi del latte, avremo questa risposta anche per il consumatore? E poi un'altra cosa, questo tipo di latte va detto, l'importante è che non finisca poi nelle filiere delle DOP, perché le DOP hanno bisogno di avere certificazione e se dopo le nostre stalle chiudono significa che poi avremo problemi a produrre grana padano, Casatella, Asiago? Allora, di latte per le nostre DOP ne abbiamo. Pensate solamente che la mia azienda ha 3 certificazioni, grana padano, Montasio e Casatella Trevigiana DOP. Quindi di latte per le nostre certificazioni noi veneti e i lombardi ne hanno. Quello che preoccupa è il latte fuori dalle certificazioni, quello che effettivamente va sul mercato e si va a confrontare con quel latte che tu dicevi prima arriva a 18 centesimi e va a fare quel tipo di produzioni tipo la mozzarella che effettivamente non hanno certificazione. La STG è una cosa, la mozzarella normale è un'altra cosa. La preoccupazione comunque c'è, perché? Perché già da tempo arriva mozzarella dall'estero a prezzi estremamente bassi e questo non era pensabile fino a 6 mesi fa. Io non riesco a capire, ma si può pensare anche che la produzione degli allevatori, una buona stagione, i prodotti che abbiamo raccolto dalle campagne che sono di ottima qualità abbiano portato a questo aumento che non era assolutamente pensato, perché effettivamente una cosa così non era mai stata vissuta. Ecco, va detto, e poi ti ridò la linea, che quando si parla di latte nostro, di latte veneto, si parla di un latte certificato e di filiera, quindi antibiotici esenti, controlli costanti e quindi salubrità di un prodotto. Quando entra del latte spot non si sa da dove viene e soprattutto dove va a finire. E con questi punti di domanda ti restituisco la linea rimandando la palla allo studio per la discussione. Grazie a Lucio Zanato, grazie ovviamente a Terenzio Borga. Chiudiamo il cerchio da cui abbiamo iniziato un po'. Assolutamente sì, finiamo sempre là e c'è poco da aggiungere, perché parlare di latte a 27 centesimi vuol dire di fatto chiudere le stalle. Molte stalle sono rimaste aperte e ne conosco personalmente diverse, anche un paio d'anni fa quando pagavano 35-36 centesimi al litro, che non copriva neanche le spese, per salvaguardare il patrimonio genetico selezionato in decenni. Cioè, quindi per selezionare tutta quella discendenza di vacche da latte che ha portato la produzione delle stalle a essere a livelli importanti con una qualità del prodotto assolutamente importante, e quindi hanno tenuto duro, magari lavorando con le stalle in perdita e compensando magari con i 2 ettari di radicchio che facevano d'inverno piuttosto magari che con un ettaro di coltivato a prosecco, e quindi ripianavano i costi, ma non si può lavorare così. È il ragionamento iniziale delle piccole aziende artigianali, non si può lavorare così e non è semplicemente una questione economica di domanda e offerta, perché prima è stato toccato un tema reale, un tema corretto, no? Queste lobby che alla fine pagano il prodotto poco, però il prezzo finale del formaggio sul bancone del supermercato costa sempre uguale, anzi aumenta. Sì, è una situazione complicata, è lo stesso problema. Non so quanto pagheremo la carne da qui ai prossimi anni. Le stalle da carne oramai sono in difficoltà estrema, cioè tutto il mondo agricolo sta soffrendo, ma non è solo il mondo agricolo. Cioè quando Draghi diceva da Presidente BCE, e poi lo ha ripetuto anche da Presidente del Consiglio, che il problema dell'Italia è la presenza di troppe piccole e medie aziende che sono pure poco competitive, dà la fotografia di una visione sovranazionale di quello che è il meccanismo del sistema economico. Ed è questo il grande problema. Allora, siamo agli ultimi minuti, però io voglio chiudere anche il discorso politico. Abbiamo parlato della provincia, delle elezioni provinciali, l'auspicio è quello di arrivare a una compattezza, come lo diceva prima. Dopo le provinciali ci sono
Le amministrative, allora si va... Per quello dicevo che la politica non finisce con le provinciali. E quindi, finita una cosa, se ne apre un'altra, e anche abbastanza velocemente, vanno al voto diversi comuni. In provincia di Treviso gli occhi sono ovviamente puntati su Castelfranco. È un dopo Marcon anche in questo caso, no? Sì. Anche lì, cosa dice, insomma, cioè continuità... Io credo di sì, nel senso che figure che possono portare avanti l'amministrazione di Castelfranco, la Lega ne ha più di una, e quindi... Fratelli d'Italia potrebbe dire anche noi abbiamo i nostri... si discuterà, discuteremo. È chiaro che se si interrompe il ragionamento alle politiche, alle provinciali, allora liberi tutti. Quindi insomma è una specie di messaggio cifrato. No, non è messaggio cifrato, è che non si può... in una coppia, marito e moglie, non è che sono marito e moglie quando le cose vanno bene o quando c'è da decidere il ristorante dove andare a cena. C'è anche sia marito e moglie che quando c'è da tirare la cinghia e decidere che scelte economiche fare, perché è arrivata una bolletta del gas un po' troppo cara. E quindi sì, non è che si possa... prendere sempre quello che più ci va bene. Non si divorzia per questo, insomma, ecco, questo, no? Ma assolutamente. E Castelfranco, poi che altri comuni interessanti ci sono, Ponte insomma, di in provincia Piave, di Treviso? Silea, che sono i comuni, diciamo, che hanno perso, avuto, tra virgolette, il sindaco. Anche Vidor va al voto, e quindi sì, non sono tantissimi, ma insomma 5-6 comuni ci sono, 7. E vabbè, di questo però si parlerà. Quindi per il timing, diciamo, fine questa settimana, inizio i primi giorni della prossima. Io speravo già oggi aver chiuso. E invece non è ancora chiuso. Le vacanze. Invece non è ancora chiuso. Allora, siamo quasi in chiusura, però prima nel salutare Dimitri Coin, che ringrazio per essere stato con noi, vi dico una cosa importante, perché parliamo di tradizioni. Allora, almeno in provincia di Treviso, a Treviso è notizia di pochi minuti fa che il bollettino ARPA va dato bollino verde per il 5, quindi arriva il comunicato di Treviso con se non conto male, 10 panevin che verranno allestiti nella sera del 5 a Sant'Antonino, quello del gruppo folcloristico trevigiano Le Case Piavone, San Pelagio, parrocchia di Cristo Re, parrocchia di San Giuseppe, Proloco Sant'Angelo, San Bartolomeo Apostolo, via Borgofuro, parrocchia di Sant'Elena a Monigo e via Sant'Antonino. Insomma, i panevin che ci verranno allestiti nella giornata del 5, sono ben di più poi, perché si dividono anche con la giornata del 6, quindi non ci sono problematiche legate alla qualità dell'aria, ma sapete tutti che il 5 gli occhi vengono puntati sempre su Arcade, dove è già allestito, è già pronto il panevin storico e anche il più grande, il più alto del Veneto, dove quest'anno ci sarà anche il neogovernatore Alberto Stefani. Allora, intanto vediamo, dico la regia, vediamo il servizio sulla preparazione del panevin di Arcade, sull'allestimento. Io intanto ringrazio Dimitri Coin per essere stato con noi ancora una volta. Grazie. Sono io che ringrazio voi e buona giornata. Andrà a vedere Arcade o resterà nelle sue zone per i suoi panevin? Ma vediamo, adesso deciderò poi cosa fare con i bambini. Anche perché poi saranno i giorni in cui chiude tutto quanto le liste, quindi saranno giorni febbrili, va bene? Sì, ma poi in questi giorni devono comandare i bambini, non c'è ecco, assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, grazie Dimitri Coin, vediamo il servizio. Questa è la 59esima edizione. Ecco che quest'anno con tanto entusiasmo e tanta euforia siamo riusciti a innalzare questa pira. Anche quest'anno la tradizione è stata rispettata. Gli alpini di Arcade hanno concluso i lavori per l'allestimento del falò del panevin, pronto a illuminare la notte dell'Epifania. La tradizione del panevin, che una volta veniva fatta a ogni contrada, che dopo negli anni si è raggruppata nel centro del paese. Una struttura imponente che, come da tradizione, si conferma la più alta del Veneto, frutto di giorni di lavoro, impegno e collaborazione. Questo panevin quanto alto è? Allora, siamo intorno ai 10 metri, 9 metri e mezzo, 10, per una larghezza di base di 9 metri di diametro. Da cosa è composto? Solo e esclusivamente potature di legna di vite, di tralci di vite. Scarti delle potature, legna e tanto entusiasmo, i volontari hanno lavorato senza sosta per preparare uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità.
Quante persone sono attese? Adesso è difficile quantificare, però gli esperti dicono ogni anno dai 5.000, chi dice 10.000, 10.000 sono tantissimi, però i 4.000 persone sicuramente. Chiudiamo le strade, abbiamo i blocchi stradali in modo che la piazza sia in sicurezza, ecco. Il Pane Vin non è solo un falò, ma un momento di ritrovo e condivisione capace di unire generazioni e mantenere vive le tradizioni popolari del territorio, e per mangiare e bere in compagnia negli stand allestiti per l'occasione. Lo stand che facciamo le salsicce, la polenta e le patate fritte. Abbiamo 3 cose solo fondamentali, non ci allarghiamo a fare tante robe. Tanto vin brûlé. Vin brûlé sicuramente, quello è di rito, ecco. Ora non resta che attendere l'accensione, quando il grande falò diventerà ancora una volta simbolo di buon auspicio e di forte legame con la storia di Arcade, guardando con il naso all'insù in che direzione volano le faville. Se le faville vanno a mattina, ciappa il sac e va a farina. Se va alla sera, polenta piena nella cagliera, vuol dire la polenta in abbondanza e prosperità per tutto l'anno. Speriamo sia così. E viva il Pane Vin! E viva il Pane Vin di Arcade, e viva Treviso, e viva il Veneto. C'è un aggiornamento di cronaca purtroppo che ci arriva dal Vicentino, da Recoaro Terme, tragedia sulle piccole Dolomiti sul Vaio Gabene a Recoaro, dove uno sci alpinista 50enne ha perso la vita dopo essere stato travolto da una valanga. L'uomo è stato raggiunto dal soccorso alpino di Recoaro con un elicottero arrivato da Treviso, ma per lui non c'era nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con la slavina. È accaduto sulle piccole Dolomiti a Recoaro Terme. La vittima è un 50enne travolto da una valanga. Dopo questo aggiornamento con questa tragedia, vediamo invece, restiamo invece vicino alle tradizioni con il Capodanno. Torniamo allora a vedere come è stato preparato il Capodanno e poi si è svolto il Capodanno in una delle piazze del Veneto, cioè quella di Padova, dove quest'anno c'era anche la novità con i botti che andavano in pensione, anche se poi abbiamo visto che i petardi e i feriti non sono mancati, ma nello spettacolo di Prato della Valle a farla da padrone sono stati i droni. Spettacolo di droni con la scritta Padova, accesa pochi minuti prima della mezzanotte a salutare il nuovo anno in città. 22.000 persone in Prato della Valle per la grande festa di fine anno, il concerto con DJ e poi la coreografia dedicata ai simboli padovani che ha illuminato il conto alla rovescia e incantato i presenti. 5, 4, 3. Niente spettacolo pirotecnico, la novità di questa edizione della festa di San Silvestro sembra aver messo tutti d'accordo, spegnendo per quest'anno le polemiche legate ai botti, da sempre considerati nocivi per gli animali. Tuttavia, nonostante l'ordinanza antibotti del sindaco Giordani, non sono mancate esplosioni anche lungo il percorso verso Prato della Valle. La festa tradizionale nel cuore della città però si è svolta senza intoppi o criticità, grazie anche all'imponente dispositivo di sicurezza messo in campo dalle forze dell'ordine predisposto dal questore Marco Dorisio, che ha visto l'impiego di carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia locale, che ha regolato l'afflusso in Prato della Valle. Soddisfatta anche l'amministrazione comunale che ha organizzato l'evento. Tutto è funzionato per il meglio, nel senso che il Prato si è riempito delle 22.000 persone che erano previste dalla capienza fissata dalla polizia, e tutti hanno potuto assistere a questo grande inedito spettacolo dei droni, che si capisce che è stato apprezzato perché ogni immagine che si levava nel cielo era accompagnata dagli applausi e da un boato della folla. Per noi è stata la possibilità questa di raccontare la storia della città con queste immagini tridimensionali, ma anche con lo sguardo rivolto al futuro, perché abbiamo messo in campo un evento sostenibile, innovativo, devo dire anche rispettoso degli animali, e soprattutto molto coinvolgente, perché è stata una grande emozione condivisa, per la quale dobbiamo ringraziare tutte le persone che a vario titolo hanno collaborato, perché ieri sera qua c'era personale delle forze dell'ordine, personale di primo soccorso, dipendenti del comune e tutti gli organizzatori.
Così dunque a Padova, lo ricordo e ve lo ricordo per l'ultima volta con la notizia della tragedia di un cinquantenne travolto da una valanga sulle piccole Dolomiti a Recoaro Terme. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne, la tragedia si è consumata questa mattina. Vi lascio come ogni venerdì a Marco Goldin che ci racconta uno dei capolavori in mostra a Santa Catarina, la mostra evento da Picasso a Van Gogh, poi il meteo, poi alle 16:10 il film C'era una volta a New York. Grazie per averci seguito, arrivederci.